Allora, mi chiamo Andrea Dentoni, sono il fondatore di Arias Eyewear, una ditta che si occupa di produrre occhiali artigianali realizzati completamente a mano, in corno di bufalo e in legno. Sono tornato in Sardegna dopo 10 anni in cui ho vissuto a Firenze, lavoravo in uno studio di progettazione e di architettura come interior designer. Siamo tornati qui in Sardegna per nostalgia, per la famiglia, per la terra insomma, che amiamo e ovviamente all'inizio abbiamo trovato tantissime difficoltà, lavoro scarseggiava, essendo sposato, una bambina, insomma mi sono dovuto arrangiare all'inizio. Ho partecipato a una borsa di studio messa a disposizione da Sardegna Ricerche dove c'era la possibilità di sviluppare un progetto. E da qui praticamente è nata l'idea di realizzare occhiali artigianali. Il progetto è andato avanti, un anno di sviluppo del progetto, abbiamo fatto la prima presentazione dell'occhiale nella prima edizione di Sinnova, che anche quest'anno si terrà il 5, 6 e 7 ottobre all'Ex Manifattura Tabacchi a Cagliari. E nella prima edizione abbiamo riscontrato un sacco di successo, nel senso che la gente era incuriosita da questo artigiano designer che creava occhiali in legno, all'inizio erano solo in legno, fatti su misura, mantenendo poi un discorso di design sardo, perché nei miei occhiali all'inizio mantenevo una texture, un disegno che veniva messo nelle aste degli occhiali, dove c'era proprio il classico disegno della cassapanca sarda, quindi ripreso tutti i decori sardi. E questo era abbinato a un oggetto di moda, di design, e insomma aveva suscitato abbastanza interesse. Piano piano è andata avanti la fase di sviluppo, abbiamo aperto una partita IVA, ci siamo riusciti con tanti sacrifici, ce ne sono tuttora sacrifici, però insomma il prodotto sta andando, la qualità sta sempre aumentando e i clienti, capita che molti clienti comprano un occhiale e poi comprano il secondo, il terzo, quindi vuol dire che c'è un riscontro da parte del pubblico e questo ti dà fiducia nell'andare avanti, perché comunque una piccola impresa come la mia, io sono da solo, andare avanti e seguire tutto quello che c'è attorno, dalla produzione dell'occhiale alla commercializzazione, alla pubblicità, perché io mi occupo anche delle fotografie, video, da poter pubblicizzare attraverso i media, i social media più che altro. Insomma, va coordinato tutto ed è molto difficile. Quello che manca appunto è, si parlava con i ragazzi qua, è la possibilità di avere accesso a finanziamenti anche a fondo perduto, perché per iniziare servono, che in questo momento mancano. Sono stati magari erogati in tempi precedenti per tantissime attività, anche in eccesso, cioè anche per attività che magari non avevano bisogno, invece adesso si parla tanto di aiuto ai giovani per non farli partire, per non farli andare via da qua, ma poi a livello di aiuti concreti se ne vedono veramente pochi. Noi giovani che siamo rientrati qui in Sardegna per cercare di creare un'impresa, per cercare di creare un'attività, siamo tornati qui perché amiamo questa terra, però le difficoltà ci sono, quindi noi chiederemo, penso a nome di tutti i ragazzi che stanno cercando di fare impresa, un'agevolazione fiscale, un accesso al credito più semplice, meno burocrazia, un aiuto da parte della regione a sponsorizzare i nostri prodotti. Ci sono tanti bandi, ma sono tutti complicatissimi. Si può accedere al credito solo adesso se si è una start-up, non se si è un artigiano semplice. Sembra che la Sardegna sia diventata la nuova Silicon Valley, non credo che sia proprio così. Penso che ci siano altri interessi di mezzo. Quindi, dal mio modesto parere, chiedo solamente più semplicità a livello burocratico, un aiuto concreto, non a parole come adesso si vanno a vedere diversi convegni che ci sono in giro per la Sardegna, si parla tanto di spopolamento, di aiuto ai giovani,
ma se ne parla e basta, e di concreto mi sa che c'è ben poco.